Saluto a tutti, benvenuti a questo podcast usannai a pezzo di questa carità di Sardo in media. Oggi è la questione di Sardo come aina di traballo, proschidotto. E uso a vai questioni due ospiti, agradeço su me ed è importo. E usa questione di Sardo che sta arrivando in media. E questo è stato un passaggio umano del Sardo che via da un vago escludio del suo spazio pubblico negli anni 50, 60, 70 euro, non era a parte che in un episodio. E Sardo si entrava in media come una lingua orale proprio scritta, no? Si è entrata prima in internet, potevo usare, e poi è stata arrivata in media che si diventa old media, dunque senza televisione, senza radio, eccetera. E dunque è una questione di operatori, di traballo, di vainas, però pure di organizzazione, di produzione, eccetera. Deu Alessandro Mongilio, Monzile, come nanta in sedio che sapete babu mio, deu professore di scienze, tecnologie e società sull'Università di Padova. E un interesse di ricerca mio è su chi per tocca da lingua minacciata o minettata che sia. Su sardo è dedotto di chi tu questiona bene e di chi tu questiona male e di chi tu questiona da icciaici come da me è tutto. Dopo cominciare a 47 anni a due questionari. Tu teniamo a intro come ti da sardo e dopo qualcuno mi ha aiutato a due questionare. Ma su sardo è pure di sta gente che non è sarda. Su sardo è un monumento culturale che esiste di più di 1000 anni, scritto di 1000 anni, e che dunque deve aiutare a fortiare. E di sicuro ad imparare in media serve in me da fortiare, no? E dunque poi questione di media ci sono due persone di importo che sono strangi, ospiti strangi, non vago forti, che sono accanto a Mimmi e si presento. Una è Serena Schiffini. Salute. Serena Schiffini è scusami, una programmista regista. Teni di Raghinas in tre isolas, Sardegna, Santoverdo e Corfù, vero so? È stata giornalista in imprenta, in sa comunicazione ed è 18 anni su traballa da commenti a Nau, Isa, autora, programmista, regista di programmi a radio, tv e in Sarai, in italiano e pure in sardo. Isa ha tenuto un'esperienza a Manna, che è regista, autora, programmista di programmi in sardo. Grazie di essere accudia in noi. S'altro ospiti esti Ettore Cuveddu, che a noi sapere noi altri pure non vago ospiti in domo sua, siamo in Sasea e a TV di televisione sarda, eccetera. Esso infatti è un uomo dal multiforme ingegno, un ingegnere eterogeneo, è un'espressione, un vago da STS. Da filosofo ingegnere interessante. Esso è giornalista, scrittore, però manager, impresario, 20 anni di carriera in su cinema, in sa TV, in sa radio. Ha fondato questa azienda di produzione Terra del Punt, che non mi ricordo mai sta stoccata di cosa. Punt è un luogo che si narra in sa Bibbia di venia tutta questa ricchezza che anta poi fregato sul tempio di Salomone. E sicuramente che hanno sischi di questo, e a fare una cosa che riviene che sta corsa pure di Sardegna. Tutto vai Atlantide, Punt. Quando non sischi di un luogo questo, sti Sardegna da sempre. A tipo Atlantide. E poi è direttore del Babel Film Festival che si va in Castello con i
con i film in lingua de minoria, Sì. e poi uno della radio televisione sarda. E dunque grazie a tutti voi di essere accudito e di essere ospitato. Prima di si preguntare cosa che si volevamo preguntare, volevo che questo è il primo di una serie di 13. Oggi è usare di usare documenti a ina da traballo, però ci intentassi due altri. Uno è un di questionario sulla qualità di usardo imparato in media con un linguista e due operatori, e uno dei 13 è un di questionario di in prospettiva, che tiene di questa vaina di usardo in media. E in come volevo cominciare con Tore Cuveddu, ti do stetti. No, ti voglio stare a ridere. No, tu fai serio. Fustetti. Avrai trasmissioni in sardo. Ci punti problemi particolari, se? Quali punti? Punti metasa, però. Beh, Narausuga poi se ne lavoro questa cosa da porre l'arte. Certo. Sa questione quando noi si facciamo una trasmissione in sardo, tecnicamente non si curava chi è in sardo, noi si davvero su chi sia in sardo italiano, anzi se si in sardo si impegnava su duro spuro, poi la cosa fatta a mare in sardo è fatta per un mare, e quindi per cosa da fare bene. Il problema per un manno è che ogni volta che lui fa una trasmissione chi teppe tenne d'ospiti, chi teppe poi date certi argomenti e sarà teso fa una difficoltà di manna che te gente poi narra del San passato. Noi ho fatto una trasmissione in collaborazione con su Casteddu, punti 20 puntate su gioco del suo pallone con Pizzocchetto e in 20 biddas differenti di Sardegna, e è stato problematico tanto Pizzocchetto su chi è per dai sardo, a parte in certa biddas a volare d'Uriana cosa non muoiato, fu veramente difficile, ma mi sa poi sono allenatori, sono dirigenti, e non so che poi Lucia Cossu che è stato sa guia in questa trasmissione, ha fatto del ballo in mano a gente, ma che hanno siccome che noi siamo proprio masocchisti in questa cosa, e ho deciso di fare una trasmissione con legare l'energia, di transizione ecologica, e adesso è un problema che gente però non si arrende e a bello per cosa di fare. Ecco, su problema per un anno non è né tecnico né organizzativo, è scusso vado a comprendere la gente che non teppeti media poi adesso usardo. Certo che quando ragazzi su cui vuoi in sardo e quindi scompetente in questa materia ha fatto bingo, certo, però che deve esistere di altra cosa è un problema, questa di energia è difficile, però noi se non si arrendeu ma sta questione di timminti o non discinti? A volte sono dischinti, questo può capitare, ma a volte se finza che uno non si vago timidi de brigonza e Sara sono perché fa una brutta figura poi danno in sardo per fare la renunda non prendi, però non ho mai fatto questione. Certo sì uno proprio non dice che fu da mi distrae da una cosa ma non mi piace, però a volte ma che uno non pensa la qualità e manna a me si è sospetti non mi pongo troppo problema, certo si guia se chi fa questa trasmissione scrive su sardo sul problema, ma siccome che è scapitato questo muro David Tauso no, a solisti che ha questa trasmissione dopo di schifo da Giuliano dovrebbe di schifo da bene, certo. Serena, tipo a posti esattorrai a piso di questa questione che ha toccato a attori, però Serena Fustetti che lo sa variare. Beh, scusami, devo non imparare questa cosa. Mi piace. Fustetti, si può donare in una idea di commenti se sviluppare questo spazio mediatico sardofono, che alcuna referenza visto dei commenti si sviluppare
come te sta articolato, pure. Certo. Non una lezione, una lezione magistrale, però insomma. Faremo un viaggio piacevole. Ok, d'accordo. Io appunto sono da 18 anni in RAI. Quando sono stata assunta con i primi contratti a termine, in realtà esisteva una prima convenzione tra la RAI Sardegna e la Regione Sardegna. Ok. Era l'epoca della giunta Soru. Sì. E allora si era partiti con l'italiano e poi in un secondo momento si è iniziato anche a fare i programmi in sardo, perché c'era il discorso della 482 ma c'era anche il discorso della 26, quindi la Questa punti lei, sì, vero, con su le 26 leggi poi regionali, tutto sta esatto, gente. le leggi regionali che tutelano le minoranze linguistiche ma tutelano anche la cultura, insomma il fatto che si parli, si racconti la Sardegna. Quindi il nostro palinsesto all'epoca e per tanti anni ha avuto una percentuale di 4 trasmissioni in italiano e 3 in sardo. Ok. Cosa è successo? Quello è stato un laboratorio molto interessante e devo dire era anche molto apprezzato, perché per il discorso che chi ascolta le trasmissioni regionali spesso non ha più confidenza col sardo, il fatto comunque di avere anche degli spazi in cui sentisse parlare della Sardegna in italiano era molto stimolante. E questo consentiva anche di aprire la radio a quelle realtà che appunto non avevano confidenza con la lingua sarda. Ora, da ormai quasi 6 anni, il rapporto della RAI è cambiato con la lingua sarda, nel senso che c'è una convenzione con la presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi parliamo solo della legge di tutela della lingua della minoranza. Da sta lei nella linguistica. nazionale del suo stato. 482. La Sardegna ha avuto un importante riconoscimento a livello statale, da parte del governo, come le altre regioni, insomma, che tutelano le minoranze linguistiche, però siccome l'investimento economico, che è anche importante, è per la lingua sarda, i programmi sia radio, nel frattempo si è aggiunta anche la televisione, sono soltanto in limba. Questo cosa ha comportato? Che In lingua sarda. Qualunque Sardo. variante. Questo è un altro aspetto interessante che ha suscitato anche molte polemiche nel tempo. Quale sardo? Perché sappiamo che ce ne sono diversi e tutti hanno uguale dignità. È chiaro che facendo i programmi a Cagliari e non avendo questa grande opportunità poi di girare molto sul territorio, per tanto tempo si è stati molto più sulla versante del campidanese, però abbiamo fatto negli anni e continuiamo a farlo uno sforzo importante per cercare di utilizzare tutte le varianti, quantomeno anche nella ricerca degli ospiti. Si cerca di coinvolgere ospiti che siano di tutta la Sardegna, anche perché se non si può andare comunque ormai con il telefono, ma WhatsApp, insomma anche Zoom, tutti i supporti tecnologici, si fa. Questa è la storia. Noi abbiamo perso, diciamo, la parte di italiano. Devo dire che siamo stati anche per questo un po' criticati, perché comunque agli radioascoltatori e anche ai telespettatori un po' è mancato il fatto di non sentire più la Sardegna raccontata in italiano, e molti sono rimasti fuori, perché mi collego a quello che diceva Tore. È vero che è difficile trovare ospiti che parlino in sardo, che non abbiano vergogna, che si mettano in gioco in questo senso. Ci sono tanti settori che restano fuori e a volte dobbiamo purtroppo con dispiacere rinunciare ad affrontare certe tematiche, perché a volte è anche un problema di codice linguistico. Lui raccontava del programma sull'energia. Io con Elio Turner Temalle anni fa ne ho tentato uno sulla scienza in circa Sora de Scienza, coinvolgendo le scuole sarde che si collegavano telefonicamente al radiofonico, ascoltavano una lezione di Elio insieme a uno specialista e poi intervenivano con brevi domande. I ragazzi hanno fatto lo sforzo, hanno parlato in sardo, si preparavano le domande, li aiutavamo, perché si cerca anche alla fine il sardo come lo aiuti, spronando la gente a tentare di parlarlo, dando anche un aiuto. I nostri conduttori spesso mandano le domande prima, fanno una consulenza anche linguistica se serve, però in quel programma di scienza la maggior parte degli esperti parlava 6 lingue e aveva anche difficoltà a non mettersi a parlare in spagnolo o in inglese mentre provava a dire qualcosa in sardo, e gli mancavano i termini, perché o sei un creativo e allora sai anche inventare nuovi termini in sardo, o è un problema obiettivamente. Certo, questo è un aspetto che può essere quello stimolante, però no? Molto, sì, è una sfida. Certo.
Dunque se sei spassato su de vai trasmissioni si possa Sardegna, vai trasmissioni in sardo, che quindi due cose sono diverse, no? Sì, che poi è il senso veramente di dare l'idea che la lingua è viva, perché quando io ho iniziato ricordo che le trasmissioni erano sempre su perché parliamo in sardo, qual è il valore del sardo, e poi la prima che feci fu con i circoli dei sardi all'estero, e già lì io avevo capito che anche quelli dei circoli avevano problemi grossi con la lingua, certo. Perché poi taglia rimaneva poco. Adesso invece il discorso è: usiamo il sardo per parlare di qualunque cosa, stiamo cercando di farlo in tutti i settori. Mancai può aiutare questa gente a avere questa preguncia puro. Sì, ma ripeto, ci sono state anche grandi soddisfazioni, perché per esempio mi è capitato con un programma di Francesco Bacchis, che è un antropologo, che intervistava, si chiamava Bagamundus, lui telefonava a colleghi, ragazzi universitari principalmente, che stavano facendo esperienze nel mondo, e raccontavamo in questo modo un altro stato, quindi dall'Africa all'America Latina, e invogliavamo questi studenti a parlare il sardo. Qualcuno ci aveva detto inizialmente che non se la sentiva, poi spronato con l'aiuto di Francesco hanno incominciato a utilizzare la lingua in quell'occasione, e poi hanno continuato, e alla fine si offrivano anche per venire in trasmissione. Cioè è successo che qualcuno abbia avuto la spinta a riappropriarsi della lingua. Certo, questa storia mia pure. Tu casa la conosci bene. Una questione ti volevo vai. Cioè, la questione di questa lingua sarda, però in Sardegna ci sono altre lingue, come salighereso, sisulano, su gardureso, su tattareso e su tabarchino pure, no? Senza contare su Veneto pure, che nessuno è cristiano, però esiste di questo pure. Qual è il rapporto con questa altra lingua della Sardegna? È buono, abbiamo sempre cercato di fare programmi in cui venisse dato anche spazio alle altre lingue. Intanto noi a Radio Rai Sardegna abbiamo fatto un programma e facciamo dei programmi in sassarese, e comunque abbiamo sempre fatto anche interviste, programmi in cui ci sono stati ospiti algheresi, anche Contore in televisione l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto una puntata nella zona di Porto Conte in cui parlavano solo in algherese, venivano intervistate nella variante linguistica di Tore di Artemale di Francesco Medda, però le ospiti erano tutte algheresi. Abbiamo fatto tante trasmissioni con l'isola di San Pietro, quindi col tabarchino. Io ci tengo anche perché, come hai detto, un rapporto di radici. Ho preso un vaporetto. E abbiamo visto che alla fine si può dialogare, anzi è molto divertente, alla fine ci si capisce. VSTV volevamo un po' di seguire questo discorso appisso del suo paesaggio mediatico sardofono nella Rauso. Vabbè, noi sì, la Rauso questa parte di vostè, però pure si allego come una Rauso come produttore della Terra del Ponte e TV, ingegneri del eterogeneo e uso fatto insomma testi di riballo sono crecato non si sono mai posto limiti su zenia, ma adesso zai come pensando che quando ribalei con TCS alle grandi su 2004 figlio di trasmissione senza me curare troppo de su Gadureso, de sulla Barchino o che questa dei Sassareso, proprio sempre crecato invece se allegando invece si commenta radio e televisione sarda, il nostro discorso cambia da ancora di Bruso, quei test proprio non mission nella radio della televisione. Quando ho fatto radio e televisione sarda si idea potete fare un canale nazionale in Salimbasa de Sardegna, e infatti ci slogan voi che ho fatto sia dell'RTS sia dei TV sa televisione de Salimbasa de Sardegna, non de Salimba. Sai vero, mi la ricordo. Penso che su riferimento nostro non è Salezze battuto 2, ma è Salezze questa regione. Questa regione su ultima poi chi del su 2008 chi è su punto di riferimento nostro non Salezze 22, poi Tagusa Lezze zada proprio si inditto e sa forza a tutto sa Limbasa che sono in Sardegna, che mentre si abbattono con due su tutela su catalano e su sardo
cosa vuoi poter accadere tu su da Barchino, su Caduresu e su Sassaresu fa parte del suo sistema linguistico sardo. Certo. O noi si scuso su un riferimento Certo. RTS che rendesse il canale nazionale teppe zai a tutte le opportunità di allegare, poi dai contare. Questo va questa idea nostra. Ma vinta questa trasmissione che ho fatto con Serena in Sarrai, si dà sempre stata gusta, no? Se sono andato a Palau e a in Caduresu, se sono andato a Saligherio, insomma, senza si pone limiti si per uno. Questo è sempre stata questa cosa nostra. Quanti dubbi su panorama, cioè questa televisione che punti cominciano a trasmettere, a parte sta de osatro, so c'è di punti altra, come si dubbi? No, come ti vedi questa distribuzione di questa produzione? No, non ti sei la rendo la Rausuga o canto per tocca da con la ragione. Sul rapporto entro una Rausu su finanziamento e sta spinta che arriva da sbasso, su udienze e si prodotto non uscire. Devo un discorso. Tele Sardegna è stato il suo primo canale che ha fatto su telegiornale in Basarda e ha fatto bene con Maritonetta Piga, che è mega brava. Che era bene, stavo sono corto. Beh, non si dove è brava. No, non è brava veramente. È certo. Maritonetta. E quindi voi esiste tu, penso un bello punto di riferimento, una Tele Sardegna. Poi è naschio come canale regionale, è naschio EIA TV in televisione, quando io spiegavo in affitto un canale di Sardegna 1. È vero, prima. Fu che tu funziona bene, una maniera per cominciare, ovviamente difficili, però si è fatta. Poi naschio cercando sul gruppo Unione Sarda ha comprato Sardegna 1. Sardegna 1 è diventato un canale identitario o è trasmettiti un telegiornale che piga Sannosa di Violina da Saborta ma di servizio su approfondimento, no? Di Benny Gianni Polare Gianni da Bravo presenta è stata questione Paola di Avodi Paola Pilia come di Spruso di Saburu e quindi su questo canale poi fate meda musica, spettacolo, intrattenimento. Invece se si idea di RTS è un po' differente, cioè Radio Televisione Sarda intanto ha cominciato a fare la collaborazione con tutte queste produzioni sarda, quindi chi avviga la sua banda imprentas sa 80 pochento su venga a RTS, quindi su all'insesto di RTS è meda bello, è interessante, è vario, di da meda sposa bella, cioè sì, Karel, Mommotti, ma Rosano, cioè Bibicula, tutte queste produzioni che fanno queste cose come se l'elenco è lungo, però sono tutte cose di qualità meda manna e quindi per noi sì, è una cosa bella, si spera anzi è come che questo canale che è un numero atteso, no? Poi testi su 79 possa essere mancare incatteso un punto di riferimento che poi stima da San in Basarda e di Braga da essere televisione in sardo pizza sa bessendo delle idee che è in sardo poi per diventare una cosa che normalmente uno avesse televisione pagata una televisione bella che è in sardo non è la cosa principale la cosa principale è una cosa fatta bene e praticabile da bene Rustetti Serena Castiende in foras de Viale Bonaria ti pare su panorama de Viale Bonaria e sa de Sarrai Sardegna ma ti pare su panorama de sa sardofonia mediatica la Rosaic? No, sicuramente devo dire che anche... pensa da vostro? No, adesso Tore citava il bando Imprentas, quello è stata una bella iniezione perché comunque produzioni giovani di ragazzi che magari hanno studiato in giro per l'Italia, se non in altre nazioni, alla fine invogliati anche appunto dal fatto di avere una disponibilità economica per investire in progetti, si sono messi alla prova e hanno utilizzato il sardo. Cioè comunque appunto bisogna stimolare i giovani a utilizzare la lingua, a prendere confidenza. Io rimango dell'idea che l'investimento più grande andrebbe fatto con i piccoli e che bisogna veramente puntare sulla scuola, perché come diceva Tore, per fasce d'età quando scendi soprattutto nelle aree costiere, per non parlare delle città, è difficilissimo lavorare con i ragazzi con la lingua sarda, cioè ci devi proprio rinunciare, devi andare nei paesi come Orgosolo dove lo parlano
come parlano l'italiano, forse meglio anche. La televisione, la radio sono un bel investimento. Secondo me bisognerebbe lavorare, dovrebbe farlo anche la regione, per cercare veramente di far dialogare e di fare rete tra il mondo della scuola e le realtà che lavorano nella radio e nella televisione, perché comunque bisogna lavorare con i più giovani e bisogna fare progetti che siano stimolanti e divertenti. La musica, secondo me, rimane uno dei veicoli in questo momento più interessanti, perché è un gioco ma comunque ti insegna a parlare la lingua, e perché, ripeto, altrimenti io non la vedo così semplice fra 20 anni, 25 anni la situazione, perché mi rendo conto che il bacino dei giovani è un bacino molto difficile, che non ha un interesse, nessuno gli ha dato questo, se non appunto magari i genitori che ci tengono, li educano, è difficile. Però uno guasta dai social network o altre cose di indibiti da giovane sugli attrivinti, no, a vari cose in sardo. Sì, una cosa su social ma penso che sono il primo anno su 2000 quando su web sti stesso su primo veicolo di salima di minoria, no? Poi capo di accessibili, sa televisione, se in sardo appunto paga gettone, no? Quando sale il 26 sa suonare andare direttamente a questa emittente, se succede che emittente perché più suonare fino da delle puntate, se poi su saldo scomparia da del suo palinsesto, quindi web, social, anche mail, se uno andava a vedere solo in Facebook quanto gruppo su Diava che è legato in sardo, mail, se no e mail si scrive in lingua sarda, canta, sì, no, su sitcom, devo commentare tu pure, ma Serena pure conosco questo mondo, Zirau su Podriballo mezza esattera minoria, questa situazione della lingua sarda non è sapevo in Italia, sul territorio italiano, poi in Friuli pure che tenta meda problema, su greccanico è ormai sparito, su greco dove è tanta batrozioso, Salbresh che sta ancora in Calichiddichedda tipo Santa Metrio Corone o a Tirapiddichedda da Calabria, Cittano su Cittano in Sasalpes, una Guaida che è resistente come Tostana e DB20 30 Gimbi, cioè su Franco Provenzale forse si va con usa basso, penso sai, Valle d'Aosta, su Pattuà, non si può edda ancora, però comunque sono legando a minoria che sono sempre prese in difficoltà. Certo, se potessi avere una politica culturale o va con uso attenta 20 anni usai gommo o quando sa legge nasche su 99 che il si può in ritardo schietto, o vado a comprendere che l'Italia la nazione italiana è la Repubblica Italiana, questo luogo che vuole spuro è questo luogo che è un vago caleidoscopico, no? È questo patchwork di lingue differenti, se questa è la ricchezza invece di seguire con questa prosopopea di italianità. Sì, che poi c'è punti il logo su questa Franza che ha inventato questo monolinguismo invece che tiene una politica linguistica per avanza universitaria a Salvini. Mancai in Italia c'è questo caso su Tirolo e un vago di sloveno, però in Gunisi potentivai dei anni 50 a maturità in lingua sensoria. Ma che cosa, certo. Certo che andas a Tolosa o Marsiglia su metro i annunci sono venuti vacchi in Occitano pure e poi e ci punti mancai, però vabbè, mi pare che su tempo è spacciato veloso. Dunque si do grazie a me, devo imparare a me adesso le conoscenze dello altro, sui punti di interesse a me e voglio due cosette da può da sta prima devo essere ottimista, poi cioè questa storia delle lingue è strana, non è che in noi si è creata e nasce una minoria attiva che si occupa del suo sardo. E questo è un passaggio che quando abbiamo visto che Deo in vita tutto su ristorante in sardo, ma tutto su duzzerriante su dialetto e tutto su pensante che via da un danno umano da questionare, questa situazione è cambiata, dunque insomma un vago despero di ostenne
E poi un po' da acabare questo attoppio dopo noi devo imparare cosa a me di questo d'uso che ovviamente veniva solo di questo di signoria a imparare cosa a me prima di tutto sta castiata in solo, sta mirata in solo è particolare, poi te dei professionista iscriventi uno traballo è gente mala cioè issusu pensano che sul mondo e come tu descrivi issusu ed è uno vago ragione perché poi issusu su sardo è una vaina, non è un discorso ideologico e dunque tutto tu devi ascoltare prima di sparare a zero, no? Non è facile su chi non ti vendi, è una grande cosa prodottuso in un mondo che non vi ha fatto posso sardo e onde tanti sticchio a bella bello e dunque meressenti su sostegno saccozzo il nostro narauso e con questo vuoto a maniera ebraica Don Mongini Sarrettore de Masudda si lasso poi la prossima volta con appunto un linguista un presentatore delle giornali e un grande esperto di sardo e pure delle trasmissioni pensando a esibire con salute, luego, adioso e grazie a tutti. Grazie a te.